parliamo per sostituire quell'indennità di fermo che fa soltanto incazzare i pescatori. I pescatori che, prima di lasciare la parola a voi per gli interventi e poi alla chiusura del nostro segretario generale, pescatori che come voi tutti sapete il 23 di novembre i primi domani saranno convocati dal Papa, quindi io mi auguro veramente che quel sabato non ci siano solo istituzioni, sindacalisti e rappresentanti delle organizzazioni di categoria, ma ci siano i pescatori. Come dicevo, l'ultimo coordinamento pesca che abbiamo fatto, ma giusto per porre l'attenzione, si va in udienza dal Papa che non ha convocato gli operai agricoli, ha convocato i pescatori, quindi io credo che per tutti i pescatori non ha convocato altri lavoratori di altri settori, cioè si va in udienza perché il Papa vuole vedere i pescatori, quindi credo sia un'occasione per tutti, per gli armatori e per gli imbarcati, di essere presenti quel sabato a Roma in Vaticano. Io vedo Don Marino, io ti lascerei Don Marino un saluto, che sei rappresentante della diocesi dell'Apostolato del Mare, ti avevo fatto i segni ma non quindi se vuoi venire a portare un saluto volentieri, ci fa piacere, poi lasciamo la parola agli interventi di tutti voi.